Il contributo d'accesso a Venezia, la cosiddetta tassa di sbarco da 3 euro in su, a seconda dei periodi, per i turisti provenienti da fuori regione che non pernottano in città, è slittato per la terza volta ed ha ora una quarta data di partenza fissata dal Comune per il 1° gennaio 2020. La scelta obbligata, come l'ha definita l'assessore al bilancio Michele Zuin, per i problemi operativi legati soprattutto alle diverse modalità di vendita dei biglietti evidenziate da alcuni vettori, alcuni dei quali hanno peraltro impugnato il provvedimento al TAR, confermano la difficoltà di applicazione del contributo. Ma secondo Davide Scano del Movimento 5 Stelle il Comune sarebbe potuto partire comunque. Credo che sia un autogol per l'amministrazione. Il contributo di sbarco poteva essere applicato fin da subito, innanzitutto ai croceristi e a coloro che sbarcano, ad esempio, con i lancioni Gran Turismo lungo Riva degli Schiavoni. E invece probabilmente l'amministrazione non vuole inimicarsi certe categorie e quindi rimanda tutto, a mio avviso, anche in chiave elettorale. A Cafarsetti intanto si continua a preparare la complessa organizzazione del provvedimento. Controllori del Comune, ad esempio, potrebbero salire sui treni tra Mestre e Venezia per verificare l'avvenuto pagamento. Noi siamo disponibili come Regione Veneto a fare la nostra parte, se serve abbiamo creato anche un tavolo di regia dove all'interno ci sono tutte le ODG regionali, ma c'è anche il Comune di Venezia. Noi siamo sempre stati da un lato favorevoli come Regione, però siamo anche più preoccupati su come viene attuata, nel senso che noi non siamo molto favorevoli ovviamente ai tornelli, però capiamo che i flussi vanno gestiti e poi la cosa importante è che queste risorse vengano usate per il turismo.